I soldi sono importanti, ma come dicevo prima, per le imprese, per le amministrazioni locali, per i cittadini, per chi desidera sviluppare e investire, la Regione, secondo me, deve prenderlo per mano, deve essere uno sportello a cui ci si rivolge. Penso ricostruzione dell'Ucraina, esportazione delle nostre tecnologie, dei nostri brand del Made in Italy. Penso al piano Mattei, che sembra una cosa distante, ma cominciare come sta facendo il governo, immaginare di andare a investire nei paesi del Mediterraneo, preparando anche là direttamente il personale di cui necessariamente abbiamo bisogno, penso a tutto il settore turismo, la ristorazione, eccetera. E il Veneto cosa fa? Ne sta fuori, delega tutto al governo o decide di inserirsi in questa partita? Cioè, penso al bisogno di personale che ha il nostro lago, è meglio formarli sul posto. Ecco, su questo la Regione può prendere chi intende farlo per mano, appunto, ed accompagnarlo, anche perché oggi siamo in rapporto stretto con un governo che ha la nostra stessa visione, e grazie sempre a Giorgia Meloni siamo entrati in maniera autorevole anche all'interno dell'Europa, oltre che naturalmente nei rapporti internazionali.